Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto di calcio mercato. Battiamo al napoletano, come è stato? Vai giù, spero tutto bene. Vai giù, comunque entro giovedì uscirà un video riguardo gli infortuni, perché stiamo avendo una sfiga assoluta con gli infortuni, mamma mia, ma che cazzo, vai giù. Anticipo solo, anche se mo è tornato infortunio all'ernia, entro fine settimana si opererà, può far capire. Vabbè, in questo video, come anticipato nel video di prima, ci sarà, cioè se in questo video parleremo della Serie A, della classifica di Serie A 25-26, della giornata, la 21esima giornata di Serie A, o 22esima, ma non ricordo, vabbè. Per secondo oggi. Allora, partiamo dalla 20esima posizionata. Allora, abbiamo il Pisa. Meno male, la Fiorentina non ci sta più là, però sta sempre qui in Serie B, ma vabbè. Pisa con 14 punti. Pisa che fa molti gol in casa, però ne fa pochi in trasferta, perde un sacco di partite, anche se fa diversi gol. Guardiamo l'ultima partita di venerdì contro l'Inter, ha fatto 2 gol, stava vincendo, però poi si è fatta rimontare. Ha perso 6-2, 6-3, ma ricordo, e vai giù. Questi non sanno tenere un risultato, fidatevi di me. Vabbè, 19esimo Verona, 14 punti, vari punti che gli colpita. Lo dico, quest'anno, sentitemi cosa vi dico. Retrocedono Verona, Pisa e Fiorentina. Al massimo Pisa, Fiorentina e Lecce, fidatevi di me. Verona che fa schifo, sentitemi. Il campionato quasi finito, mancano 17-18 partite, non mi ricordo. Mancano precisamente 17 partite, se i miei conti non si sbagliano. E vai giù, il campionato che è fornuto. Vai giù, fidatevi di me. Chi se retrocede? 18esima posizionata, Fiorentina, 17 punti. Come ho detto prima, questi retrocedono. E vai giù, fidatevi di me. Che si caso molto accesa. Prima è morto presidente, poi è morto un altro presidente, poi si è venuto male a Bove, si fa ricordare a dicembre scorso, dicembre 2024. Cioè, a parte che noi a Napoli teniamo più figli a loro, noi partiamo da questo, quindi può far capire. Vabbè, poi 17esima posizionata, abbiamo Lecce 18 punti. Se guardate, se riescono a centrare un big match, cioè che riescono a pareggiare e vincono altre 2-3 partite, cioè se riescono a centrare 2-3 big match, tra virgolette, cioè match con grandi squadre, vi dico che si salvano più 2-3 vittorie, però ovviamente bisogna portare a casa i risultati, ovviamente. Vabbè, 16esimo Torino, 23 punti, vai giù. Cioè, Torino che l'anno scorso era, se non sbaglio, nella prima parte di classifica, e tra i primi 10, quindi se non mi sbaglio può essere pure che chiude 11esima, 12esima, però vai giù. È uno schifo campionato, cioè stanno succedendo cose incredibili. Cioè, una munnizza proprio, vai giù. Cioè, scusatemi il termine, ma era da dire. Vabbè, 15esimo Parma, 23 punti. Tutto sommato ci può andare bene. 14esima Cremonese, 23 punti. Wow, incredibile. Cioè, a inizio campionato, prime 2-3 partite, se vi ricordate, erano primi. Poi
chissà che succede. Sono scalate 14 posizioni. Poi entro la 12ª, 13ª giornata erano noni, decimi. Cioè, dici, veramente. Vabbè. 13ª posizionata Genoa 23 punti. Genoa che da 18ª, 19ª inizio campionato ha fatto un gran salto di qualità con De Rossi, devo dire la verità, mi è piaciuta. Poi 12ª Cagliari 25 punti. Poi Sassuolo 11º, cioè, secondo me c'entra altre 3 o 4 vittorie, 2 pareggi con Big, e secondo me possono pure salvarsi già. Basta fanno 2-3 vittorie questa seconda parte di campionato, c'entrano 2-3 match con grandi squadre e la vittoria è l'11º, 12º, 13º posto se lo sono portati a casa. Lazio 29ª, secondo me sa da ripiano poco questo mercato e lo farà perché sta prendendo molti giocatori buoni e di qualità e di talento. Vabbè. Poi ottavo a 30 punti Bologna, a un punto sopra dalla Lazio. Bologna sta facendo schifo, ma vabbè. Poi settima Atalanta 35 punti che sta iniziando a salire pure lei, mamma mia, vai giù, mamma mia, ma veramente mo erano 13esimi, ricordo che erano 13esimi, solo settimi qua. Poi Como sesto, si può pure andare bene, che sa che può cioè che secondo me il Como finirà in queste posizioni sesta, settima, però può fare anche qualcos'altro. Juve 42 punti, quinta. Poi non lo so che farà sta Juventus tutte le altre basse, ma vabbè. Roma 43 punti, pari punti con Napoli a 43, ma secondo me la centrano la qualificazione in Champions, quarto posto sicuro, se la lotterà con il Napoli. Speriamo che noi arriviamo tra le prime tre, speriamo. A buon Napoli mo l'abbiamo analizzato, un po' di alti e bassi pure lui, ma vabbè. Milan 47, sta facendo un gran campionato con Allegri. Inter 52 punti, vincere il campionato è sicuro. Gli arbitri a favore, non voglio starmi a dilungare in questo video, no? Già è durato troppo, doveva durare 6 minuti e mezzo, 7, sta durando 9 minuti, quindi poi ci fa capire. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, e questo video è stato fatto in collaborazione col canale WhatsApp The World of Football. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un bel like. Ciao, vai giù!